spazzate via le nuvole dello scorso anno, questa edizione del Black Friday si è svolta con un segno più per le presenze. 3 le ore a disposizione per accaparrarsi l'abito desiderato. Le vendite più significative le hanno fatte ancora una volta i grandi brand, poca invece l'affluenza nelle botteghe locali. Bastava allontanarsi anche di pochi metri da via Roma che lo scenario cambiasse notevolmente con strade e negozi semideserti. In strada durante l'evento anche gli uomini della questura e i vigili per evitare spiacevoli episodi. Mentre sicuramente spiacevole durante la serata sono stati i cumuli di rifiuti per il centro. Nessuno ha infatti pensato di modificare l'orario di raccolta della zona e il risultato è stato che durante il pieno svolgimento dell'evento, con le strade colme di persone, si siano svolte le operazioni di pulizia con gli squaletti e gli autocompattatori della municipalizzata, uno scenario sicuramente sgradevole e potenzialmente pericoloso. Questo a parte, la serata si è conclusa tranquillamente senza resse né risse come accade negli States, paese dal quale proviene l'iniziativa. Svision Channel News, Padova.